Un pool di esperti per gestire la delicata fase di messa in sicurezza, ricostruzione e valorizzazione della città. È la carta che ha deciso di giocare l'amministrazione comunale di Rapallo a 3 settimane dalla mareggiata che ha distrutto il lungomare, affondato più di 200 barche e danneggiato le attività commerciali. Ora il problema è districarsi nella matassa burocratica, legislativa e contabile. Per questo il professor Sergio Carbone, l'avvocato Luigi Cocchi e l'ingegnere Pietro Misurale hanno preso parte al Consiglio Comunale straordinario chiesto dall'opposizione per fare il punto della situazione. 4 gli ordini del giorno approvati alla fine della discussione. C'è stata una condivisione da parte di tutte le forze politiche con l'approvazione di 4 ordini del giorno. Il primo e per i primi 2 presentati al capogruppo del Partito Democratico, in particolare il primo a sostegno soprattutto dei pescatori, degli operatori, e poi il secondo sul San Francesco per raccomandare al sindaco, alla giunta e al più presto il riavvio dei lavori che sono fondamentali per la messa in sicurezza e anche per le ricadute sulla viabilità della nostra città. Il terzo presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Federico Solari, tendente a chiedere una rendicontazione di tutti i danni che purtroppo abbiamo dovuto registrare a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre e infine l'ordine del giorno dei capigruppo di maggioranza volto a promuovere quanto prima un incontro ufficiale con il porto Carlo Riva per individuare il percorso per la ricostruzione del porto e anche individuare di concerto con i legali tutti i percorsi necessari per il giusto, doveroso risarcimento al comune e ai privati di tutti i danni che sono occorsi.